Buona giornata cari amici da Renato Scanu e dalla redazione Media Sport Italia TV. Oggi l'approfondimento sportivo lo dedico con piacere ad un personaggio della nostra città, Carbonia, che ci ha lasciato. Giulio Ravot, indimenticabile guerriero di una squadra memorabile che ha reso celebre la città mineraria negli anni 50, la mitica Carbosarda, che ricordiamo sfiorò d'un soffio nella stagione 1955-56, la Serie B, promozione mancata solo all'ultima giornata di campionato, grazie alla sconfitta subita a Venezia per 2-1. Giulio Ravot, nativo di Iglesias ma cittadino di Carbonia d'adozione, venne ingaggiato dalla Carbosarda nella stagione 1957-58. Ravot iniziò a giocare a calcio, per la verità, nella polisportiva Iulia e tutta la sua attività, prima del suo passaggio in bianco-blu, si svolse in quella società minore di Carbonia, mettendo in risalto le sue doti di difensore nel glorioso campo Santa Barbara. Giunto alla Carbosarda, dopo un po' d'anticamera, mister Perati lo buttò nella mischia in Serie C, facendolo esordire nella partita a Vigevano della stagione 57-58. Lui bagnò l'esordio ripagando in pieno l'allenatore con una prestazione più che dignitosa. Gran combattente, tenace e con una volontà ferrea, era difensore difficile da superare. Dopo l'esordio giocò in bianco-blu anche l'anno successivo, con Molinari allenatore, per finire, dopo lo scioglimento della società Carbosarda, in Sicilia, all'Acragas di Agrigento, sempre in Serie C. Dopo un solo anno di lontananza, Ravot rientrò in città per giocare nuovamente in bianco-blu col Carbonia in Serie D. Nel 1966 fu costretto ad abbandonare l'attività agonistica a seguito di un grave infortunio di gioco. Dopo 8 campionati in bianco-blu con 181 presenze e 4 gol. Terminata la carriera agonistica, ha iniziato quella di tecnico, allenando le giovanili del Carbonia e a cavallo fra gli anni 60 e 70 anche la prima squadra in Serie B e in promozione. Voglio ricordare con grande piacere Giulio Ravot come persona gentile, schietta, simpatica, sempre con la battuta pronta, che in questi ultimi anni della sua vita spesso incontravo piacevolmente per ascoltare i suoi consigli e i suoi racconti di quella squadra tanto amata, dove lui, insieme a tanti altri giocatori, è stato indubbiamente uno dei guerrieri e protagonista con la maglia della Carbosarda prima e del Carbonia poi, che con orgoglio e amore ha conservato gelosamente tra i suoi migliori ricordi personali. Grazie di cuore Giulio, a nome di tutti gli sportivi di Carbonia che ti hanno conosciuto. Certamente ora volerai ancora più in alto, libero e spensierato, nel cielo bianco-blu. Grazie a tutti per la cortese attenzione da Renato Scanu e dalla redazione Media Sport Italia TV. A tutti voi la più cordiale. Buona giornata.